Signore, amen. Se tu hai portato la parola di Dio, e vorrei cominciare leggendo un testo biblico che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 e leggeremo i primi versetti del capitolo 3, un incontro molto interessante che ha cambiato la vita di quest'uomo che ha incontrato Gesù. E Giovanni capitolo 3, i primi 4 versetti. Okay? Apri la tua Bibbia lì, oppure accendi il tuo telefono su quel Vangelo. Chi ha trovato può dire amen. Ok, dice così il testo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già nel grembo di una madre? Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Allora, Gesù stava predicando la verità più basilare del cristianesimo, ossia, se io voglio essere un figlio di Dio devo nascere di nuovo. Quest'uomo aveva studiato la parola di Dio per tutta la vita, ma nella sua mente non riusciva a entrare questa verità. Allora, una cosa interessante che troviamo subito qua è che la religiosità ti impedisce di vedere nel mondo spirituale. Quando io ho letto questo testo, la mia domanda è: quanti uomini e donne che vengono in chiesa tutte le domeniche hanno veramente capito fino a fondo questa dottrina della nuova nascita? Se noi siamo delle persone religiose, noi non riusciremo a vedere le realtà spirituali che ci circondano. Quest'uomo è interessante che ha incontrato Gesù all'inizio del suo ministero e questo incontro ha cambiato la sua vita. Nicodemo è stato quello che ha difeso Gesù nel Sinedrio mentre lo processavano. È quello che ha portato gli aromi per coprire il corpo di Gesù quando Gesù è morto sulla croce. Perciò lui ha meditato per diversi anni, no? Durante tutta la vita di Gesù, sull'incontro che lui aveva fatto, e lui cominciava a aprire la sua visione spirituale. Allora, questo per dirti cosa? Che purtroppo tante volte noi entriamo in una dimensione di religiosità, ma cristianesimo è tutta un'altra storia. E noi dobbiamo stamattina cercare di accompagnare alla porta il nostro uomo religioso che c'è nel nostro cuore, ok? Se c'è in te un pochino di Nicodemo, allora questa mattina è il modo giusto, è il momento giusto per farlo andare fuori dalla casa e diventare dei veri figli di Dio e cominciare a vedere Cristo nella sua dimensione corretta. È questo che noi faremo stamattina. Quindi io ti invito già ad alzarti in piedi in questo momento e a invitare Gesù a parlarti delle cose profonde che c'è nel mondo spirituale, ci sono nel mondo spirituale. Attorno a noi ci sono delle creature angeliche che si muovono, attorno a noi ci sono dei demoni che si muovono, e se noi vediamo cosa Cristo ha preparato per noi, i nostri occhi cominceranno ad aprirsi, cominceranno a vedere cose straordinarie succedere. Io ti chiedo in questo momento di chiudere i tuoi occhi e di chiedere veramente al Signore che Lui possa fare un'opera profonda dentro ciascuno di noi. A volte noi permettiamo che le nostre abitudini, la nostra tradizione, la nostra preparazione teologica strutturi la nostra vita. Ma c'è una cosa interessante e importante che voglio dirti stamattina. Gesù struttura la nostra vita.
ed è Lui che noi stamattina vogliamo conoscere più a fondo in questo culto di lode, di adorazione e di meditazione della Sua parola. In questo momento comincia a parlare con Dio. Signore nostro Dio, nostro Padre, io sono qua per chiederti questa mattina che possiamo fare questo incontro personale con te, Signore. Signore, ci sono diverse cose che tu vuoi comunicarci, tante verità che noi non conosciamo, e nella tua parola ci sono nascosti tutti i tesori della conoscenza, della sapienza, tutto quello che ha a che fare con la vita eterna. Signore, nel nome di Cristo Gesù, rivelati ai tuoi figli, come ha pregato l'Apostolo Paolo una volta, ha chiesto: Signore, apri gli occhi del loro cuore, dai saggezza, Signore, dai capacità di vedere. Padre, se ci sono dei ciechi spirituali, ti prego di guarire nel nome di Cristo Gesù. Se ci sono degli storpi spirituali, ti prego di guarire nel nome di Cristo Gesù. Se c'è necessità, Signore, di rialzare lo scoraggiato, ti prego di guarire nel nome di Cristo Gesù. Se c'è, Signore, qualcuno che ha perso la speranza, ti prego di dare un cuore pieno di gratitudine nel nome di Cristo Gesù, e che questa mattina sia una mattina in cui noi possiamo vedere la tua opera profonda nelle nostre vite. Grazie, Padre, per tutti quelli che sono arrivati, per quelli che stanno arrivando. Signore, ti chiedo di stare in mezzo a noi, perché tu ami stare in mezzo ai tuoi figli. Dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Stai in mezzo a noi, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Hai già salutato la persona vicino a te, dietro di te, lontano da te? Lascia il tuo posto e va a benedire il tuo fratello, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. Lo sposo verrà, glorioso sarà, e noi il suo volto vedremo, e lui nel loro posto vivremo. Con tutta la forza balla e batte le tue mani, lo sposo verrà, glorioso sarà. Balleremo
agisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Oh, porta, apritevi, i re di gloria fate entrare. Salvezza porterà, a noi darà la libertà, e beverà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Chi fermerà l'Onnipotente? 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 Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Oh, 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 Oh Signore Padre, ti ringrazio Signore perché questa mattina ci hai dato l'opportunità di essere qui, ci hai dato la libertà di essere qui Signore, e non parlo semplicemente di libertà legali ma libertà proprio di vita Signore. Noi ci svegliamo ogni giorno perché tu ci dai la vita Signore, quindi se questo giorno siamo ancora qua Padre è perché tu hai voluto che noi fossimo qua Signore. Se oggi, in quest'anno, noi siamo ancora qua su questa terra è perché tu hai un proposito per le nostre vite, Padre, perché tu vuoi fare qualcosa attraverso di noi, Signore, e che noi possiamo in primis venire trasformati da te, che in primis possiamo capire chi tu sei per le nostre vite e di conseguenza possiamo predicarlo al mondo, Signore, che possiamo parlare di te ad ogni persona che abbiamo accanto a noi, Signore, che possiamo lasciare da parte ogni insicurezza, ogni dubbio, ogni errore, ogni difficoltà, Signore, che noi possiamo lasciarli da parte e pensare solo a te, avere solo lo sguardo fisso su di te, Signore, e nient'altro, Padre, che possiamo in questo momento davvero capire la grandezza che tu sei, la grandezza che hai, Signore, tutto ciò che sei, Signore, che possiamo entrare nella tua presenza, Signore, che possiamo glorificarti, perché solo a te va la gloria, a te va tutta la gloria di questo mondo. Nel nome santo di Gesù. Amen.
Amen, Signore, che a te possa andare, che solo a te possa andare la gloria delle nostre adorazioni, la gloria delle nostre lodi, Padre. Che in ogni momento noi possiamo guardare a te, Signore, e che il nostro cuore possa essere tranquillo, Signore, che il nostro cuore non possa essere mai turbato, Padre, che possiamo avere fede in te in ogni circostanza, in ogni situazione, e non una fede che noi comunichiamo solo a parole, ma che possa essere radicata nel nostro cuore, la fede in te, Padre, che noi possiamo davvero credere che tu sei la via, la verità e la vita, e che chi dimora in te dimora anche nel Padre, Signore, che davvero noi possiamo portare i nostri cuori afflitti a te, che possiamo ricevere in questo momento un caloroso abbraccio da te, Signore, che possiamo ricevere la tua calorosa presenza, Padre, che possiamo sentirla, Signore, perché tu sei qui, Signore, che possiamo consegnarci a te in questo momento e che possiamo lodarti con gioia nel nostro cuore. Amen. Davanti alla presenza di Dio nelle nostre vite.
quanto è prezioso avere la tua parola a disposizione, Signore, quanto è prezioso poter cantare ciò che è scritto nella tua parola, Signore. Quanto è prezioso poter sapere, avere la possibilità, una facile accessibilità, Signore, a quello che Cristo ha detto, Signore, durante la sua vita qui sulla terra, Padre. Quanto è prezioso avere l'esempio di Cristo per le nostre vite, Signore. E molte volte noi ci sentiamo persi, non sappiamo cosa fare, ma è tutto scritto, è tutto là, a nostra disposizione. Siamo solo pigri, non abbiamo solo voglia di leggere, Signore, ma è là, pronto per essere letto. È là, lasciato in eredità a noi, Signore. Ed è preziosissimo avere la tua parola, Padre, che non possiamo mai perdere questa concezione della preziosità di te, della tua presenza nelle nostre vite, che non possiamo mai perdere quanto è importante averti nelle nostre vite, Signore. Non posso neanche immaginare come le persone vivano senza di te, come le persone si sentano perse, abbattute, tristi quando succede qualcosa di cattivo di brutto nelle loro vite, Signore. Ma noi abbiamo la possibilità di avere il tuo spirito che ci rialza, di avere il tuo spirito che ci rincuora, di avere il tuo spirito che ci rende più felici, Signore. E perché non sfruttiamo questa cosa? E perché lo lasciamo da parte in tante situazioni della nostra vita, Signore? Dobbiamo imparare di più da te, dobbiamo imparare di più da Gesù, dobbiamo imparare di più, Signore, dobbiamo crescere, maturare di più. Non possiamo venire qua in chiesa, Signore, semplicemente ad assistere a quello che sta succedendo senza capirne l'importanza, Padre. Capire l'importanza della tua parola che viene predicata, capire l'importanza della tua parola che viene cantata, della tua lode e adorazione a te, Signore. Che non possiamo mai diventare freddi, che non possiamo mai raffreddarci, mai diventare tiepidi, ma che possiamo sentire sempre il calore della tua presenza nelle nostre vite, Signore. Che possiamo essere sempre gioiosi in te, Padre. Che non possiamo mai perdere la speranza, Signore. Signore, non lasciare che questo succeda, Signore, perché noi sappiamo che tu lo vuoi, Signore, ma siamo noi che sbagliamo. Però trattienici a te, Padre, per favore. Sappiamo che tu sei l'unica cosa a cui possiamo aggrapparci, l'unica cosa a cui dobbiamo aggrapparci, Padre. Non lasciare mai che noi ci allontaniamo da questo, Signore, che noi possiamo impegnarci ad avere una vita più profonda e intensa con te, Signore, una vita più intima con te, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, carissimi, Marco capitolo 7, i primi 13 versetti, dice così la parola di Dio. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione, abluzione di calici, di boccali, di vasi, di bronzo e di letti. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con le mani impure? E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre e a sua madre: quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire offerta a Dio,
non gli lasciate più far niente per suo padre e sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, abbiamo cantato in questo momento, abbiamo alzato la nostra voce a Te. Adesso, Signore, è il momento della Tua parola. Ti chiedo, Signore, che Tu possa parlare dal Tuo santo trono di grazia e Tu possa trattare il Tuo popolo, Signore, con l'amore, con la misericordia e con la grazia di cui Tu solo sei capace. Parla, Signore, parla ai nostri cuori. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gesù aveva appena terminato di fare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel capitolo precedente, al capitolo 6, che era dall'altra parte del mare di Galilea o di Genesaret. Adesso lui aveva navigato, aveva attraversato il lago e tornava in una città al di là del lago, e lì aveva cominciato a fare degli altri miracoli. Dove si radunava Gesù c'erano delle grandi folle che venivano guarite completamente, ossia storpi venivano guariti, ciechi venivano guariti, indemoniati venivano liberati, morti venivano risuscitati, lebbrosi venivano guariti, ossia quello che lui incontrava, qualcosa succedeva. Tenetemi un pochino più alto il microfono perché è un pochino basso. Ok. Ma mentre lui faceva queste guarigioni là nella regione di Galilea, lo inseguivano e lo perseguitavano i farisei, gli acerrimi e i sempre nemici di Gesù. E questi uomini, che erano dei religiosi, non riuscivano a vedere con i loro occhi tutto quello che Gesù faceva. Ossia, passiamo alla prossima slide, guarda che cosa dice, facciamo una lente di ingrandimento su questo versetto che fa parte del testo. Dice: e si videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con le mani impure, e cioè non lavate. Che cosa riuscivano a vedere queste persone? Semplicemente che le regole religiose non venivano rispettate. Gesù faceva miracoli, la cosa era evidente davanti ai loro occhi, ma loro non riuscivano a guardarlo con gli occhi spirituali. Perché? Perché dentro di loro c'era una forma di religiosità talmente radicata che non riuscivano a vedere nel mondo spirituale. Allora, attenzione qua. I farisei avevano 4 pilastri fondamentali della loro religione. Il primo era il sabato, ossia loro dedicavano un giorno intero soltanto per agire per, tra virgolette, la gloria di Dio. Andavano al tempio, insegnavano la parola di Dio, stavano insieme, facevano il loro culto. Questo era uno dei sabbi. Ricordate che quando Gesù entrava e guariva perfino nelle sinagoghe di sabato, interessante che i farisei lo riprendevano, ossia cercavano di accusarlo. Perché? Perché faceva quelle cose di sabato, e di sabato non bisognava fare niente se non adorare Dio, per la loro mentalità religiosa. Il secondo pilastro erano le decime. Loro erano di una precisione millimetrica. Ogni cosa che guadagnavano mettevano da parte il 10% per l'opera di Dio. Io qua vorrei fare, ci sarebbe da fare non un sermone, 8 sermoni su questo, ok? Sia loro portavano tutto quello che guadagnavano alla presenza di Dio con una precisione millimetrica. Il terzo pilastro era lo studio della Torah, ossia della legge di Mosè. La parola di Dio dice che loro erano degli studiosi molto attenti, andavano in profondità della parola di Dio, copiavano i testi sacri, ma nonostante questo loro erano i più terribili nemici di Gesù. Perché Gesù li ha ripresi così tanto? Allora, la cosa interessante che noi troviamo in questo testo biblico, perché loro avevano una struttura psicologica, ma soprattutto religiosa, che gli impediva di vedere, come abbiamo detto, la realtà spirituale, non solo che c'era fuori di loro, ma soprattutto quella che c'era dentro di loro. E Gesù ce lo dice attraverso quel testo che abbiamo appena letto, dice così: voi farisei pulite l'esterno della coppa, del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina.
Sembra che fossero dei bravi cristiani, vero? Studiavano la parola di Dio, andavano al Tempio tutte le volte, davano la decima e soprattutto ogni volta che qualcuno toglieva o metteva in dubbio qualcosa di quello che loro facevano, lo riprendevano fortemente. Sembravano dei bravi cristiani che ogni domenica andavano al culto e rispettavano tutte le regole che c'era scritto nella legge di Mosè. Ma Gesù li ha chiamati razza di ipocriti. Perché questo? Allora te lo spiego con un aneddoto. Tu sai che oggi va di moda, non so se avete visto su YouTube o in altre situazioni, oggi va di moda a tenere in casa come i cagnolini, che non sono cagnolini ma sono i maialini, i mini maialini. Hai mai visto quelle persone che prendono i maialini, dicono che i maialini sono degli animali molto intelligenti? Io non lo so, non ho mai conosciuto un maialino tu per tu, però se lo dicono può darsi che sia vero. Ma la cosa interessante è che queste persone prendono questo maialino, lavano per bene questo maialino, profumano per bene questo maialino, gli mettono il fiocchetto come se fosse un bambino, poi gli mettono il guinzaglio, lo portano in giro per strada, sembra un cagnolino. Ma tu prendi questo maialino, ascoltami bene, perché è un'immagine molto chiara di quello che ti sto dicendo, ma tu prendi questo maialino, gli togli il guinzaglino, lo metti in un parco dove ci sono quelle pozzanghere quando è appena piovuto, piene di fango. Secondo te quel maialino lì cosa farà? Lui ci si butterà dentro e ci sguazzerà. Sai perché lui ci sguazzerà? E diventerà pieno di fango. Perché? Perché la sua natura è una natura di maialino. È una natura che non potrà resistere al richiamo del fango e dello sporco. Gesù gli stava dicendo a questi discepoli: voi siete belli profumati con il fiocchettino e con il guinzaglio, ma dentro non siete cambiati. E questa è una cosa interessante per noi, cari miei. Ci sono delle volte che noi ci sentiamo dei bravi cristiani, noi pensiamo che venire al culto, studiare la parola di Dio, partecipare agli studi e pregare, fare tutto quello che un cristiano in teoria dovrebbe fare, ci rende dei cristiani veri. La parola di Dio dice che noi dobbiamo cominciare a vedere il mondo spirituale e quello soprattutto che abbiamo dentro di noi in modo diverso. Allora io spesso faccio una domanda alle persone che vengono a fare consulenza con me, no? Nel mio ufficio, e gli chiedo sempre: cos'è per te il peccato? Cos'è per te il peccato? Perdonatemi la mia sincerità, ok? Ma io sono sicuro che se chiedo a circa 100 persone radunate qua, almeno 70 mi daranno la risposta sbagliata. Per convinzione, ma soprattutto per esperienza. E tanti mi hanno risposto: peccato è fare qualcosa che dispiace a Dio. Allora, se tu ti identifichi con questa risposta, alza la tua mano. Ok? Ti identifichi con questa risposta: fare qualcosa che dispiace a Dio. Ok. Diverse mani sono alzate. Sai che cos'è il peccato? È quello che noi abbiamo dentro quando siamo concepiti nel ventre di nostra madre. Salmo 51,5 dice che noi siamo stati formati nell'iniquità. Noi dentro, cari miei, abbiamo qualcosa che costantemente si ribella alla volontà di Dio, alla santità di Dio, e quando noi nasciamo siamo già consapevoli di cosa è peccato e di cosa possiamo fare di giusto o di sbagliato. La cosa interessante, chi è che ha figli qua? Alzi la mano. Ok, tu gli hai insegnato a un figlio a dare un pugno al suo compagno di classe quando gli ruba la merendina a scuola? Lo sa fare per natura. E questo è il peccato, è questo quello che lui ha dentro, è quello che noi con cui nasciamo, e tutto quello che noi abbiamo dentro si ribella costantemente alla volontà di Dio. È questo che noi abbiamo dentro. I farisei cercavano di togliere il peccato
togliendo tutto quello che fuori appariva come un'azione sbagliata nei confronti di Dio, ma Dio voleva fare un'opera profonda nel cuore e nell'anima di quelle persone. Sai di cosa sta parlando la parola di Dio? Che noi per essere graditi a Dio, noi dobbiamo nascere di nuovo, come Nicodemo doveva nascere di nuovo. I farisei e i religiosi non riuscivano a capire questo. Caro mio, se tu ti sei messo in testa che pregare, studiare la parola di Dio, venire alla domenica e fare tutte le azioni che un buon cristiano deve fare, ma non c'è cambiamento interiore, tu non sei un figlio di Dio. Dio ha bisogno di entrare nella tua vita. Ti ricordi cosa Dio dice in Apocalisse capitolo 2, 20? Dice: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, apra la porta, io entrerò, cenerò con lui e lui con me. È questo che noi dobbiamo fare. Questa parola di Dio, nella parola di Dio questa cosa è definita come rigenerazione, nuova nascita, ravvedimento, è chiamata in tanti modi, ma è così. E questi uomini non riuscivano a vedere i miracoli di Dio perché non erano nati di nuovo. Allora ti posso dire una cosa: i miracoli che Gesù faceva, adesso tu ti scandalizzerai e salterai dalla seggiola, ok? La maggior parte dei miracoli che Gesù faceva allontanava le persone piuttosto che avvicinarle, spiritualmente parlando. Pastore, dove trovi tu questo? Adesso te lo dico. Ti ricordi 10 lebbrosi che sono stati guariti da Gesù? Tutti e 10. Su 10 lebbrosi, quanti lebbrosi sono tornati a ringraziare Gesù? 1. Gli altri 9... adesso ho ricevuto la mia grazia, di Gesù non me ne posso fare più niente, continuo la mia vita senza nessun problema. I discepoli che hanno visto la moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Marco, proprio là, sai che cosa dice la parola di Dio? Che loro non avevano capito il miracolo e oltretutto il loro cuore si era indurito. Ossia, avevano visto da vicino Dio, creatore, fare un miracolo sotto i loro occhi e il loro cuore si era indurito. Perché i farisei continuavano a chiedere: Signore, quale segno ci fai perché noi crediamo in te? Perché continuavano a mettere Gesù alla prova? Non è quello che facciamo noi tante volte. Signore, io non vedo la tua opera, ma ti fai vedere, ti fai sentire sì o no? Mi fai veramente capire che tu sei Dio? Quante volte abbiamo messo alla prova Dio con questo? Posso dirti una cosa? Allora ascoltami, è fondamentale per la nostra salute spirituale. Dio farà un miracolo quando la sua gloria sarà manifestata. Dio non fa miracoli per i nostri capricci, ma solo quando la sua gloria si manifesta. Ascolta, miracolo non è solo guarigione. Pastore, Dio può fare miracoli oggi? Certo che sì. Come no? Assolutamente. La promessa di Dio è che se noi abbiamo una fede grande come un granello di seme, noi possiamo muovere una montagna. Questo può succedere. Guarigioni, malattie, situazioni che non potevano cambiare. Noi preghiamo e la situazione cambia. Ma sta attento. C'è un miracolo ancora più grande che ogni giorno è sotto i nostri occhi. E se il tuo cuore è un cuore religioso non riesci a vederlo. Sai qual è il grande miracolo? Il grande miracolo è un giovane che ascolta la parola di Dio, molla il suo peccato e comincia a camminare con Cristo. Questo è un miracolo. Un miracolo è un marito e una moglie che litigano da una vita e decidono sulla base della parola di Dio di sottomettersi alla parola di Dio e tornano ad amarsi come quando erano fidanzati. Questo è un miracolo. Sai cos'è un miracolo? Un miracolo è una persona che quando comincia a ascoltare le promesse di Dio, prima era ansiosa, adesso è una donna o un uomo in pace perché dice: il mio Dio provvederà a quello che ha promesso. Questo è un miracolo. Ti posso assicurare che io vedo questi miracoli ogni giorno nel mio ministero. E se noi non vediamo questi miracoli nella nostra comunità, non vediamo questi miracoli nella nostra famiglia, noi siamo solo dei religiosi. Noi non siamo dei veri cristiani e la parola di Dio ci dice: apri i tuoi occhi, molla la religiosità e lascia che io faccia un cambiamento profondo nella tua vita.
Sai in cosa si misura la cristianità rispetto alla religiosità? Con un termometro. Allora mettiti questo termometro sotto la tua ascella spirituale e misura la tua temperatura di fede. Un cristiano ringrazia Dio anche quando Dio gli sta togliendo qualcosa, perché sa che quando gli toglie qualcosa gli darà qualcosa più grande. Hai capito? Questa è fede. Ma se noi non riusciamo a aprire i nostri occhi spirituali, facciamo come i farisei. Noi ci lamenteremo e lamenteremo e lamenteremo e lamenteremo. Ti sei mai lamentato? Solo io mi sono lamentato con Dio qualche volta. Wow! Tutti che ringraziano anche nelle disgrazie qua. Ok, meno male. Carissimi, sai qual è la grande differenza tra un vero discepolo di Dio e un religioso? Un vero discepolo di Dio mette di fronte a Dio le proprie debolezze e dice: Signore, curami, guariscimi, il problema è mio. Io leggo la Bibbia da più di 30 anni, ok? E ho scoperto che è piena di errori. E guarda caso tutti gli errori sono miei. Non so se succede anche a te. Ma tutte le volte che la parola di Dio mi dice qualcosa, io trovo difetti in quello che io sono, non in quello che Dio promette. C'è una mentalità oggi nella Chiesa che purtroppo deriva dalle situazioni del mondo, ok? Il mondo sta entrando nella Chiesa, purtroppo questa è una grande verità, no? C'è una mentalità che dice: un cristiano non può pensare così, un cristiano non può fare questo. Ossia, c'è un perfezionismo spirituale che noi pensiamo che attraverso le nostre azioni religiose venga cancellato. La parola di Dio ci dice: tira fuori quello che tu hai dentro in modo che io possa guarirti. I farisei dicevano: io sono a posto, io sono profumato, ho il fiocchetto, io sono un cristiano. No, non sei un cristiano, tu sei una persona che sta nascondendo la tua natura. Se tu vai nei Salmi, nel libro dei Salmi, c'è una cosa molto interessante. Chi è che ha letto tutto il libro dei Salmi? Qua, alzi la mano. Quante emozioni trovi tu descritte nel libro dei Salmi? Davide, che era re in Israele, quando comincia a dire: io odio questi miei nemici. Scusa? Io odio questi miei nemici. Ah, ma un cristiano non può odiare. Davide era un credente. Sì o no? Sì. Perché lui dice: io odio i miei nemici? Io ho scoperto il segreto. Tu vuoi sapere questo segreto? Non devi pagare, ok? Il biglietto d'ingresso è già pagato. Quando Gesù ha detto è compiuto, pagato pieno. Sai perché lui lo diceva? Perché lui sapeva che avrebbe il più grande psicologo dell'universo. E quando lui verbalizzava quello che aveva dentro, lui si liberava e Dio poteva curarlo. Hai capito? Quando tu vai davanti a Dio e dici a Dio tutto, ma il Signore sa quello che io ho dentro, verbalizza, parlane. Perché il Signore ci fa stendere sul lettino, prende appunti e ti dice: questa è la medicina. Quando tu confessi, tu torni in comunione con me e adesso puoi cominciare a vivere i tuoi miracoli quotidiani. Tu vuoi vivere il tuo miracolo quotidiano? Tu vuoi vedere i miracoli di Dio veramente? Sì o no? Amen. Allora non permettere al nemico di ingannarti. Noi abbiamo bisogno di una rigenerazione profonda nella nostra anima, nel nostro cuore, affinché Dio possa aprire i nostri occhi spirituali. Non accontentarti di venire al culto alla domenica, non accontentarti di leggere la parola di Dio, non accontentarti di pregare. Chiedi a Dio di rinnovarti, di rigenerarti in profondità, e questo sarà la cura per la nostra religiosità. Accompagniamo il nostro uomo religioso alla porta e diciamogli: ciao, non ti voglio più vedere. Seconda cosa che noi impariamo da questo testo: la fede adora, la religiosità presta un culto vuoto.
Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Gesù fa una denuncia a questa generazione di esperti di scritture. Le vostre labbra mi onorano, ma il vostro cuore è lontano da me. Il culto che voi mi offrite è un culto vuoto. Allora sta attento. Quando è che noi offriamo un culto vuoto al Signore? Ossia, io vengo, mi siedo, faccio un canto, ascolto la parola di Dio, chiudo il culto, torno a casa e tutto torna come prima. Questi farisei avevano un grosso problema, questi religiosi avevano un grosso problema. Loro riducevano Dio alla propria dimensione e usavano Dio per risolvere i loro problemi quotidiani. Allora, che cosa loro facevano? Loro amavano profondamente essere acclamati dalle persone. Loro andavano in giro con questi capelli unti, dice il Signore, no? Unti, sto digiunando, sto facendo le cose per Dio, applauditemi perché io sono il fariseo che conosce la parola di Dio, io sono il cristiano. Quando io sento questa frase, sai cos'è l'orticaria, no? Mi viene l'orticaria. Io sono in chiesa da più di 30 anni e conosco la teologia battista. Okay. Forse sei anche una sorella, una sorella in assemblea una volta, non mi interessa se è biblico, l'importante è che sia battista. Ho detto misericordia divina, ho detto siamo alla frutta, ok? I fondatori della Chiesa che a volte diventano gli affondatori della Chiesa, perché? Perché io sono il fariseo tipico, il religioso. Questi farisei volevano che Dio fosse al loro servizio. Allora la mia domanda è questa, anzi alcune domande. È plausibile che adoro con le labbra e non con il cuore? È plausibile adorare ciò che non conosco? È plausibile che sperimento veramente poco o nulla nella dimensione del culto, sia personale che comunitario? Ossia, è possibile che io entro nel culto, non sperimento niente, esco fuori e non cambia niente nella mia vita? Qualcosa deve cambiare, cari miei, perché se io ho fatto un incontro personale con Cristo e tutte le volte che io vengo al culto non cambia niente, c'è qualcosa che non sta funzionando, allora sta attento. Ti ricordi della vita di Giacobbe, che è un esempio tipico di una persona religiosa che ha conosciuto Dio a tu per tu, faccia a faccia, ma non è cambiato niente per un lungo periodo della sua vita. Allora, quando lui ha incontrato Dio mentre stava scappando da suo fratello, dice così il testo biblico di Genesi 28. Se Dio è con me, se mi protegge da questo viaggio, durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio, di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Che cosa stava facendo Giacobbe qua come un perfetto uomo religioso? Allora, Signore, tu mi hai promesso che mi darai la terra, tu mi hai promesso che mi farai prosperare, tu mi hai promesso che i miei nemici cadranno di fronte a me. Adesso se tu compirai, hai letto quanti se ci sono in quel testo? Se tu farai questo, se tu farai quest'altro, se tu manterrai le tue promesse, allora tu sarai il mio Dio e io ti darò la decima di ogni cosa. Che cosa stava facendo? Mercato, no? Scambio, sai, mi sembra quei banchettini dove c'è quel mucchio di questo quanto lo dai? Dai, dammi di più, dammi di meno, no? Così, gente, si può fare mercato con Dio. Religiosità e culto vuoto, se tu sei entrato qua e non stai sperimentando nulla né nei canti, né nella predica, né nella comunione fraterna, tu stai facendo un mercato con Dio come ha fatto Giacobbe. Tu hai pensato che entrare in una dimensione cristiana significa Dio viene al mio servizio, risolve i miei problemi quotidiani, mi porta ad avere una vita bellissima e io sarò felice, contento fino a che non andrò nell'eternità. Posso dirti una cosa? Gesù ha detto esattamente il contrario. Perché lui ha detto, se tu vuoi venire dietro a me, fai 3 cose: rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi.
Facile la vita cristiana, no? Rinnegare se stessi. Quando la moglie vede un marito che urla tutte le volte a casa quando succede qualcosa, che cosa viene da fare alla moglie? E quando la moglie, possiamo parlarci apertamente, dice no, il marito cosa fa? Messa in pratica. Il marito urla e la moglie dice, come ti amo? Allora ascoltami. Sono sposato da 30 anni, so come funzionano le robe, ok? Tu provi a immaginare, ma immagina solo, ok? Uno dei due litiga, l'altro si mette in ginocchio e comincia a pregare. Secondo te il litigio continua? È così che funziona, cari miei. È difficile, ma la parola di Dio ci insegna a rinnegare a noi stessi, prendere una croce che porta sofferenza, e la vita cristiana è sofferenza, e poi cominciare a seguire Cristo. Dobbiamo rinnegare noi stessi. Questi uomini non rinnegavano loro stessi. Gesù ha detto una volta, io sono venuto non per essere servito, ma per servire. Io sono un servo. Tu sei un servo e una serva. E noi non dobbiamo avere Dio a nostra disposizione. Noi siamo servi di Cristo. Un giorno, ti do una buona notizia, ok? Un giorno, se noi abbiamo servito bene su questa terra, la parola di Dio ci promette che Dio ci farà sedere a tavola insieme ai grandi della fede. E dice Gesù che un giorno Lui stesso verrà a servire i Suoi figli. Questo è meraviglioso. Tu provi a immaginare Gesù che porta una bella pizza con il salamino piccante a tavola nell'eternità, o un bel churrasco. Vedi un po' tu quello che ti piace di più. Ma Gesù verrà per servirci, ma qua sulla terra noi dobbiamo essere servi. Gesù non è a nostra disposizione. Allora ascoltami, Giacobbe aveva preso Dio come qualcuno che lo poteva servire. Se tu farai questo, se tu farai questo, se tu farai questo, allora tu sarai mio Dio e io ti darò tutti i miei soldi, almeno la 10ª te la darò. Io voglio leggerti solo quello che lui, alla fine della sua vita, ha detto. Ti ricordi che lui è andato in Egitto, è stato presentato da Giuseppe al faraone e il faraone gli ha chiesto, come sono stati gli anni della tua vita? La risposta è stata questa: gli anni della mia vita nomade sono stati 130. I miei anni, ossia quelli veri, non 130 anni di età, i miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Quando io entro in una logica, Dio è al mio servizio, io posso passare una vita piena di abbondanza materiale, ma non riuscirò a fare culto al Signore, il mio cuore sarà vuoto. E quando arriverò alla fine della mia vita dichiarerò la stessa cosa di Giacobbe. Cosa ho fatto durante tutta la mia vita? Ho chiesto a Dio di essere al mio servizio. Quando io ho invertito i ruoli, sono io che deve essere al suo servizio. E cari miei, questi farisei non riuscivano a vedere la cosa così. Erano dei religiosi. Loro vivevano qua sulla terra e volevano le benedizioni qua sulla terra. Io non so cosa c'è nel tuo cuore, ma posso darti un consiglio. Trova qualcosa da fare per il tuo Dio. Non restare seduto su una seggiola ad ascoltare quel pazzo scatenato o quei pazzi scatenati che tutte le domeniche predicano. Ci sono tante cose da fare per il regno di Dio, non solo nella Chiesa, ma fuori. Fra 15 giorni noi usciremo con i nostri ragazzi a predicare la parola di Dio nelle piazze. Pregate, Chiesa. È un servizio che potete fare.
c'è chi va in prima linea, ma c'è chi dietro manda i rifornimenti spirituali. Prega perché la parola di Dio venga predicata con autorità e con unzione nelle strade di Treviso, ok? Sei disposto un po'? Trovo un'ora a casa per pregare per i nostri ragazzi e per quello che verrà predicato. Io non vorrei mai che nessuno di noi potesse arrivare alla fine della sua vita facendo quella amara dichiarazione che Giacobbe ha fatto, quelle che i farisei facevano ogni giorno: se tu farai questo, tu sarai il mio Dio. Noi siamo al servizio di Dio. Quest'uomo per 20 anni non ha sentito la voce di Dio. 20 anni. Per quello non riusciva ad adorare il Signore. La sua storia comincia a cambiare quando incontra Dio faccia a faccia, in un luogo chiamato Peniel. Allora gli mette Dio nella giusta dimensione. Ti ricordi qual è stato l'incontro di Dio con Giacobbe? In un luogo detto Peniel, che vuol dire, la parola Peniel vuol dire faccia di Dio. Lui ha visto Dio, ha incontrato Dio faccia a faccia e Dio ha fatto una cosa molto interessante con lui. Quando Giacobbe stava per sorgere l'alba, lui stava lottando con un uomo che era Dio stesso. È una preincarnazione di Cristo. E Giacobbe gli ha chiesto una cosa: Signore, benedicimi. Allora, chi non conosce la Bibbia non può capire la dimensione di questa invocazione che Giacobbe ha fatto. Allora, sta attento. Lui aveva 11 figli in quell'epoca. Aveva 4 mogli. Qualcuno potrebbe dire: una disgrazia, 4 mogli, no, basta una. 4 mogli. Era ricchissimo. Come mai tu chiedi la benedizione a Dio? Per un semplice motivo. Perché lui ha capito dopo 20 anni di sofferenza che la ricchezza più grande era avere Dio nella propria vita. Non avere le benedizioni di Dio, ma il Dio delle benedizioni. Che differenza, gente? Tu vuoi il Dio delle benedizioni o solo le benedizioni di Dio? Perché a volte camminare con il Dio delle benedizioni, tu sai che Dio ogni tanto ti toglierà qualcosa, ok? E noi dobbiamo avere la capacità di adorare Dio anche quando Dio ci toglie qualcosa. Nell'Antico Testamento c'è una storia molto interessante, che è la storia di tutti gli altari che sono stati costruiti. Giacobbe ha costruito un altare quando Dio gli ha dato alcune cose. Isacco ha costruito altari quando Dio gli ha dato delle cose. Abramo ha fatto una cosa completamente diversa. Abramo ha fatto un altare quando Dio gli stava togliendo suo figlio. Sai che cosa significa questo? Che per adorare Dio, quando Dio ci toglie qualcosa, bisogna essere dei veri cristiani. E sai cosa ci insegna la parola di Dio? Di gioire in ogni nostra prova quotidiana. Signore, grazie perché so che questa cosa mi viene a mancare, ma so che se tu mi togli 10, tu mi darai 100. Ti ricordi cosa ha chiesto Pietro? Signore, ma noi che abbiamo lasciato mogli, figli, campi, avrete la vita eterna e guadagnerete 100 volte tanto. Tu pensi che tu, Dio, sia un Dio dalla mano stretta? Chiesa di Dio, tu credi che Dio sia un Dio dalla mano stretta? Tu credi che Lui ti toglie qualcosa per non darti niente? È un Dio sadico? Quando tu molli qualcosa, quando tu lasci qualcosa, la tua storia comincia con lasciare qualcosa, comincia a seguire Cristo, Dio ti dà 100 volte tanto. Fallo nella tua famiglia, fallo nella tua chiesa, fallo nel tuo lavoro, fallo nella tua scuola, fallo ovunque tu vai. Lascia tutto quello che è tuo diritto e permetti che Cristo ti dia 100 volte tanto, altrimenti tu non sarai capace di dare un culto accettevole al Signore. Terza cosa e ultima cosa che voglio dirti questa mattina: se io sono un uomo o una donna di fede, io sono una persona obbediente. La fede obbedisce, la religiosità inverte i valori spirituali. Allora in questo testo che noi abbiamo letto, la parola tradizione è citata 7 volte, ok? E questa tradizione che i farisei ogni giorno mettevano in pratica toglieva autorità, o meglio, loro toglievano autorità alla parola di Dio. Addirittura a un certo punto Gesù gli dice: attraverso la vostra tradizione voi annullate la parola di Dio. Allora, cosa tu vedi quando apri la parola di Dio?
quando studi la parola di Dio, quando memorizzi la parola di Dio, quando predichi la parola di Dio, quando leggi la parola di Dio, quando condividi la parola di Dio, che cosa tu vedi? Oggi noi viviamo un cristianesimo in cui, non so se avete mai sentito queste domande nella Chiesa, posso farlo o non posso farlo? Pastore, posso farmi un tatuaggio? Pastore, se mi metto l'orecchino? Ho detto, chiedi ai tuoi genitori. Io risolvo la situazione così. Ma possiamo ragionare sulla parola di Dio, su quello che posso o non posso fare? La parola di Dio è un libro di regole, è un regolamento o un relazionamento. Stai capendo la differenza? Sì o no? Ossia, vado nell'Antico Testamento e trovo regole. E i farisei obbedivano, ma niente cambiava dentro di loro. Poi viene Gesù e Gesù denuncia una cosa nei farisei e gli dice: voi investigate le scritture per vedere se avete vita eterna, ma non volete venire a me per avere la vita. Loro continuavano a vivere sulla base di regole, ma non riuscivano a fare un passo per avere una relazione con Cristo. Perché? Perché sapevano che costava. Allora ascoltami, quando io leggo la parola di Dio, io vedo Cristo in ogni angolo della parola di Dio. Non vedo regole, vedo Cristo. Allora, questa settimana ho visto un video molto interessante, no? Un pastore che è andato in Israele, e lui è un pastore evangelista proprio di ebrei, no? Molto interessante questa cosa. E lui faceva leggere a questi ebrei, specialmente ai rabbini, Isaia 53. Ti ricordi che cosa dice Isaia 53? È il servo sofferente, che è Cristo, ma molto chiaro, no? E lui leggeva questo testo biblico di Isaia 53, vi leggo appena qualche parola da lì. Disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Isaia 53. Lui leggeva questo testo ai rabbini e gli diceva: secondo te questo testo viene dai Vangeli o dalla Torah? E tutti i rabbini rispondevano: ma ovviamente viene dai Vangeli. E quando lui apriva la Bibbia e guardava e faceva vedere che questo testo si trovava in Isaia 53, questi rabbini cadevano le scaglie dagli occhi e dicevano: nella Torah si trova questo? Sì. Ossia, questi uomini hanno aperto la Bibbia, erano esperti di parola di Dio, esperti di Torah, esperti di Antico Testamento, ma non vedevano Cristo in nessun angolo della scrittura, neanche quando la cosa era evidente. Allora sta attento, cosa tu vedi quando leggi la parola di Dio, specialmente l'Antico Testamento? Regole, oppure vedi Cristo in azione ogni volta? Quando io vedo Abramo che sacrifica il suo figlio, sai che cosa vedo? Il padre che sacrifica il figlio per la salvezza dell'umanità. Quando io vedo Giona entrare per 3 giorni nel ventre del pesce, sai che cosa vedo? Gesù rimanere 3 giorni nella tomba e risorgere quando Giona viene cacciato fuori dal pesce per la salvezza dell'umanità. Quando io vedo Sansone che sradica le porte della città di Gaza dove cercavano di fargli un attentato, io vedo Cristo che prende le porte dell'inferno e dell'Ades, le sradica e dice: voi siete più che vincitori in Cristo Gesù che vi ha amati. Io vedo questo. Ogni sacrificio, ogni offerta dell'Antico Testamento parla di Cristo. E quando io non vedo Cristo, non riesco assolutamente a vedere nella dimensione spirituale. Non ce la faccio. Perché? Perché quando io vedo Cristo, allora riesco a obbedire. Perché santità di Cristo, la maestà di Cristo e il grande potere di Cristo è quello che cambia la vita delle persone. Fratelli, non possiamo accontentarci di sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, ma dobbiamo cominciare a camminare con Cristo e a modellare la nostra vita sulla base di quello che capiamo di Cristo. Cristo è il nostro punto di riferimento. Non è posso o non posso, non è sì o no. La Bibbia non è solo questo, anzi,
è molto di più, è una relazione, non è una regolazione. I farisei sapevano regolare molto bene il loro comportamento. Ti faccio una domanda finale, ok? Cosa è cambiato nella tua vita da quando dici di conoscere Cristo? È una domanda seria. Sai perché? Perché la parola di Dio dice, Gesù stesso ha detto, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Tutte le volte che io disobbedisco, tutte le volte che io prendo una decisione contraria alla volontà di Dio, mi chiedo, Signore, ma veramente ti ho preso sul serio? Sono un uomo religioso, sono un vero cristiano? Sarà che io vedo i miracoli che succedono ogni giorno attorno a me? Sarà che io riesco a renderti un culto pieno della grazia? Il mio cuore sgorga di gioia quando ti incontro? Sarà che io riesco veramente a obbedire? Oppure la mia religiosità inverte i valori spirituali? Sai perché lui ha detto questo? Gesù ha detto questo, no? Ha detto in questo testo, annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi siete tramandata. Oggi vi racconto un aneddoto di una situazione che ho vissuto diversi anni fa, no? E questo mi ha fatto capire la differenza tra religiosità e cristianesimo. Stavamo in una comunità, c'era la cena del Signore, come oggi faremo la cena del Signore, no? E la cena finisce, rimane un bel po' di pane, no? Con succo di uva dentro nei bicchierini, e tu sai, i bambini nella scuola domenicale finiscono la scuola domenicale, entrano nella sala di culto e a un certo punto un gruppetto di bambini dice: ho fame, posso mangiare questo pane? Sì. Nella mia testa dico: pane è pane, no? Succo d'uva è succo d'uva. Ossia, se noi siamo cristiani, dobbiamo credere che quelli sono dei simboli, giusto? Credi tu in questo? Sì. Un diacono della Chiesa si mette di fronte ai bambini: questo cibo è santo e voi non potete toccarlo. 2 minuti dopo, ascolta bene perché la follia non è finita, ok? 2 minuti dopo lui prende questo vassoio del pane che rimane, lo versa nelle spazzature e chiude il bidone. Ho detto: Signore misericordioso, adesso ho capito cos'è religione e cos'è cristianesimo. Non possiamo fermarci alla superficie, dobbiamo andare in profondità con Cristo. Cristo ci ha chiamato a rinnegare noi stessi, rinnegare noi stessi. Il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di sentire, il nostro modo di decidere deve essere tutto messo nelle mani di Dio. Signore, decidi tu per me, perché io sono un tuo seguace, sono un tuo servo. Perché se io continuo a vivere una religiosità vuota, ti posso assicurare che i miei occhi saranno chiusi, non vedrò neanche il tutto nel niente, continuerò a vedere il niente nel tutto. Dio continua a fare miracoli intorno a noi. Se io apro i miei occhi, farò un culto accettevole al Signore, pieno della sua gioia, e io riuscirò a obbedire e non a invertire i valori cristiani. Sai che chi è religioso ha bisogno di darsi delle regole. Il cristiano dice: piacerà a Dio o non piacerà? È molto diversa la domanda. Si chiederà se gradisce il Signore perché c'è una relazione profonda. Sai, c'è una cosa che fanno i miei cagnolini a casa, è molto interessante. Loro sanno che alle 4:30 in punto c'è la pappa, no? Ci sono le crocchette. E se io mi dimentico o allungo il tempo, la mia cagnolina, soprattutto quella più piccola, che è quella più, sai, quella più diretta, no? L'altro gira intorno, ma quella più piccolina mi guarda negli occhi, come per dire: oh. E se non faccio niente, viene con la zampina, capito? E mi dice:
loro sono sicuri al 100% che a quell'ora il padrone gli darà il cibo. Tu sei sicuro che Dio ha per te il meglio? Basta prendersi cose dalla vita. Noi dobbiamo liberarci dalle cose della vita per camminare con Cristo. Dio ci darà tutto quello che ci serve, ci farà avere un culto pieno della sua grazia, con un cuore che adora Lui, pieno di gratitudine. Noi riusciremo a vedere i miracoli di Dio, noi riusciremo a obbedire alla volontà di Dio senza darci delle regole stupide, sciocche, come facevano i farisei, e noi saremo profondamente rinnovati dentro. Tu vuoi trovare la tua vita? Allora devi perderla. Tu vuoi essere un religioso o un vero figlio di Dio? Pastore, io ho cominciato bene, ma ho avuto grandi difficoltà lungo il cammino. Allora, ti dico l'ultima cosa adesso. Ricordati bene, dove c'è la vita c'è anche un parassita. Dove cominci a camminare nella volontà di Dio, comincia a camminare anche il nemico. E se noi ascoltiamo le bugie del nemico, il parassita comincerà a gonfiarsi, comincerà a crescere. L'uomo religioso e chiedo a te in questo momento di chiudere i tuoi occhi. Noi faremo una preghiera di riconsacrazione delle nostre vite. Forse tu proprio stai dicendo, pastore, la parola mi ha toccato. Ho bisogno di nuovo di sperimentare quella fede per un'altra cosa. E se i tuoi occhi si sono chiusi sui miracoli che Dio sta facendo ogni giorno, adesso è il momento in cui il Signore può aprirteli di nuovo e darti un cuore grato. Noi dobbiamo sgridare le lamentele, dobbiamo sgridare la nostra passività e fare che sì che in questo momento lo Spirito Santo riempia il nostro cuore. Prega insieme a me. Signore nostro Dio, nostro Padre, che dolce momento nella tua presenza. Questi uomini erano ciechi, questi uomini erano ingrati, questi uomini erano ribelli. Ma noi, Signore, non vogliamo essere così. Vogliamo permettere, Signore, che la tua grazia riempia il nostro cuore. Vogliamo essere cristiani, costi quello che costi, rinunciando a noi stessi. Vogliamo essere tuoi figli, Signore amati, guidati dal tuo Spirito giorno dopo giorno. In questo momento, se tu hai sentito che la parola di Dio era per te e vuoi la preghiera della Chiesa senza vergogna, ok? Io ti chiedo di alzarti lì dove tu sei, perché voglio pregare insieme a te, ok? Rispondi a questo appello. Amen. Dio ti benedica là dietro. Amen. Qua davanti. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il Signore sta facendo un'opera. Non avere vergogna di rispondere all'appello del Signore. Lui sa che cosa serve alla tua vita. Io adesso chiederò al Signore che la grazia possa tornare a fare la differenza e che i tuoi occhi spirituali si possano aprire completamente. Signore, nostro Dio, nostro Padre, è qui, Signore, che noi cambiamo il nostro modo di vivere. Queste persone, Signore, che stanno dando un passo verso di te, Signore, ti chiedo di riempirli nel nome di Cristo Gesù, perché stanno dicendo: Signore, ho bisogno della tua
grazia. Padre, ti lodo per questa opera che tu hai fatto. E adesso, Signore, che loro possano tornare a casa con una speranza nuova, con una visione nuova, con un'obbedienza nuova, una voglia nuova di servirti, perdendo la propria vita ma guadagnando 100 volte tanto. Ti ringrazio, Signore, per questo e ti lodo, perché tu so che farai ancora di più di quello che noi chiediamo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona che si è alzata insieme a te e digli: Dio ti benedica nel nome di Gesù. Amen. Chiedo ai diaconi di poter prendere i vassoi per la cena del Signore. In questo momento noi celebreremo la cena del Signore e tu che sei venuto qua stamattina, se vuoi condividere questo momento insieme a noi faremo adesso un momento di preghiera prima di fare della condivisione degli elementi, perché la parola di Dio dice che in 1 Corinzi capitolo 11 dice che è un momento di analisi, ossia tutti quelli che si avvicinano alla cena del Signore devono fare un momento di analisi interiore, no? Vedere se siamo veramente nella fede. Pastore, io ho un peccato in sospeso con Dio, è il momento giusto per confessarlo e di fare la cena del Signore insieme a tutti i tuoi fratelli, ok? È proprio un momento di, come si dice in italiano, di catarsi, di purificazione, in modo che tu possa dichiarare che Dio è il tuo Signore, ok? E Pietro, tu stai di qua a distribuzione, e Clelia qua in mezzo e Jonas qua a sinistra, ok? Quindi se tu hai deciso di condividere questo momento con la Chiesa, ti chiedo di alzarti, ok? E i diaconi passeranno per distribuire gli elementi. Ricordatevi anche di là nella scuola domenicale. Non sia mai turbato, abbiate
Tutti avete ricevuto il calice, il pane? Ok. Come hanno fatto i discepoli nell'ultima cena, no? È interessante che tutte le volte che io leggo quel testo di Giovanni capitolo 13, no? L'ultima cena, io non so cosa potremmo fare noi se sapessimo, no? Che sono le ultime nostre ore di vita. Quando io leggo quel testo dico: il nostro Signore sapeva esattamente cosa aspettava e ha deciso di servire, di stare con i Suoi discepoli. Che cosa fantastica che Gesù ci ha dimostrato. Ma Gesù ha detto un'altra cosa alla fine della cena, ha detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ossia, queste cose siete beati non solo se le sapete, ma le anche fate. Io penso che noi dobbiamo rivoluzionare la nostra generazione. Ciascuno di noi ha una generazione da raggiungere, da cambiare. Dagli 80 ai 70, ai 60, ai 50 fino ai nostri preadolescenti abbiamo un compito che è quello di predicare il Vangelo. E Dio ci ha chiamati a questo, ma possiamo farlo solo se noi ci amiamo gli uni gli altri come Dio ha amato noi. L'ultima preghiera che Gesù ha fatto, Giovanni 17, sai che cosa Gesù ha pregato? Per 2 volte ha detto: Padre, fa che siano uno come io e te siamo uno, affinché il mondo creda che io li ho mandati. Finché non c'è unità nella Chiesa, Dio non può usare la sua Chiesa per salvare il mondo. Ma attraverso questo simbolo noi stiamo dicendo a Cristo: Cristo, io sono uno con te e voglio servire e amare i miei fratelli come tu hai amato e servito me. Ricordando questo, prendiamo insieme il pane. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per il tuo corpo che è stato spezzato sulla croce per ciascuno di noi. E attraverso queste ferite che tu hai ricevuto, le nostre malattie sono state guarite. Guarisci, Signore, la tua Chiesa da tutti i mali, tutti, Signore, affinché possiamo essere testimoni di un Vangelo vivo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, allora visto che il gatto non c'è, i topi balleranno oggi. Sia quando non c'è il pastore Caio facciamo il cambio dei calici. So che mi perdonerà. E sai perché noi facciamo questo? Perché nella ultima cena il calice era uno, tutti bevevano dallo stesso calice, no? Oggi, perché noi siamo un po' delicatini, uno un po' raffreddore, l'altro c'ha un mal di gola, pastore, dobbiamo essere, no, igienici, ok, ma abbiamo una possibilità, scambiando il calice, no, idealmente diventa un calice solo, ok? Quindi tu lascerai il tuo posto, girerai per tutta la Chiesa fino all'eternità, verso l'infinito e oltre, scambierai il tuo calice con diversi fratelli, darai una parola di benedizione in modo che il calice diventi uno e uno solo, ok? Quindi lascia il tuo posto e va a benedire il tuo fratello, la tua sorella nel nome di Gesù.
Amen. Che momento prezioso, no? Nella presenza di Dio. E sapendo che questo rappresenta il sangue di Cristo che ha spezzato ogni legame spirituale maligno nelle nostre vite, perché la parola di Dio dice che noi siamo stati riscattati con il sangue di Cristo. Riscattati da che cosa? Dalla morte, la morte spirituale. Quindi ricordando questo, prendiamo insieme. Signore, grazie, perché Signore, nella Tua presenza ci sono benedizioni in abbondanza. Aiutaci a cacciare via, Signore, da noi ogni forma di religiosità ipocrita e, Signore, aiutaci a svuotarci di noi stessi e permette che lo Spirito Santo ci rinnovi in modo radicale per accedere a quella promessa che tu ci darai 100 volte tanto. Grazie Padre per essere in mezzo a noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E adesso avremo il nostro momento di decime offerte e davvero che possiamo offrire ovviamente quello che possiamo offrire in base al lavoro che il Signore ci ha dato, ma anche che possiamo offrire i nostri cuori, che possiamo offrire le nostre vite al Signore in questo momento, che possiamo essere al suo servizio. Quindi alziamoci in piedi e cantiamo.
Signore, che tu possa benedire la vita delle persone che hanno offerto a te, Signore, che siano soldi, che sia la propria vita, che sia una parte della loro vita, Signore. Benedici queste persone, Signore, che tutto quello che è stato offerto possa venire gestito nel migliore dei modi, secondo la tua volontà, secondo la tua opera, Signore, che non possa esserci nessun interesse umano, ma che possa essere solo e solamente secondo la tua volontà, Signore, per questa Chiesa. Ti ringrazio, Signore, per averci benedetto con un lavoro, con delle entrate economiche, con delle possibilità, Signore. Tutto viene da te, Padre, anche questo viene da te, Padre. Ti ringrazio per questo, perché è una grandissima benedizione nelle nostre vite. A volte magari viene sottovalutata, Padre, ma è un modo in cui tu ti prendi cura di noi, Padre. E io ti ringrazio per questo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, vi rubiamo ancora 5 minuti per i nostri annunci, per favore. Agape Kids, allora questo è un grido che il Ministero di gestione dei nostri bambini, no, sta facendo da diverso tempo. Abbiamo bisogno di monitori. Concordi, Rosy? Sì. Tanti monitori, lavorare con i bambini non è semplice, ho lavorato diversi anni fa con i bambini, ma è un lavoro di una soddisfazione enorme, ok? Quindi se tu ti senti portato oppure stai dicendo, pastore, non so come fare, ma vorrei imparare, rivolgiti a Rosy, ok? Poi alzarti, Rosy intanto, sì, Manuele che non c'è stamattina, ma Rosy può fare il buon sostituto, se ti puoi alzare, per favore. Ok, potete rivolgervi a lei, no? Abbiamo tanto bisogno di monitori per bambini. Prossimo. Ok, 15 febbraio evangelizzazione a Treviso, come ho anticipato nella prima. Allora i nostri ragazzi, gruppo giovani, adolescenti e giovani coppie, hanno questo impegno il giorno 15. Allora se tu non puoi partecipare nel senso di evangelizzare, anche se sei un adulto, vieni là in piazza per appoggiare. Intanto che loro faranno la loro evangelizzazione, noi possiamo riunirci per pregare insieme a loro, ok? In modo che possiamo fare da fornitori di armi per i nostri guerrieri di prima linea, ok? Quindi 15 febbraio, che è un sabato già da sabato, ok? Pomeriggio, ore? Ora indefinita, ok? Dalla mattina, dall'alba fino al tramonto, ma poi vi sapremo dire nei gruppi, state presenti insieme ai nostri ragazzi per fare questa cosa, ok? Noi siamo chiamati a portare la parola di Dio fino all'estremità della terra, almeno che la portiamo a Treviso, ok? Giovani coppie sposate, 22 febbraio ore 19:30 c'è l'incontro qua in chiesa, tutte le giovani coppie sposate sono invitate caldamente, ci sarà un momento conviviale e ovviamente la condivisione della parola di Dio che è cibo spirituale, ok? Andiamo avanti, ministero sociale, questa è un'altra parte importante della nostra comunità, è un ministero strutturato, ma noi ultimamente abbiamo bisogno di fare una organizzazione del ministero, ossia i fratelli di tutte le chiese stanno portando tanta roba là nel nostro magazzino, quindi che cosa noi abbiamo bisogno di fare? Di organizzare un gruppo di persone, forse il sabato, forse la domenica pomeriggio, non lo so, dipende dalla vostra disponibilità, per fare delle scatole, okay, con questi cibi e portare cibo nelle famiglie che il comune di Villorba ci ha dato come nome per poter portare cibo, ma ovviamente voi sapete che intanto che portiamo cibo portiamo anche cibo spirituale, ossia preghiamo per le famiglie, evangelizziamo le persone. Vi dico solo questo, chi non era presente qualche settimana fa, ho detto che quando io sono andato a portare fisicamente una scatola di questo cibo a una famiglia bisognosa, loro erano musulmani e mi hanno permesso di pregare nel nome di Gesù nella loro casa. Voi non so se sapete qual è la dimensione di questa cosa che è successa, ma è grossa, ossia quando tu cominci a pregare in casa di un musulmano significa che le porte sono aperte, il Signore vuole usare la Chiesa per questa cosa, ma dobbiamo sostenere l'assistenza sociale. Chi è disponibile a lavorare con l'assistenza sociale può parlare con mia moglie là dietro, Isabella, ok? In modo che vi possiate organizzare, sì, per questa cosa, ok? Ultima cosa, voi sapete che ieri, sabato mattina,
presto, già qualcuno stava già pregando alle 3 di mattina, ok? È cominciata la nostra sentinella. Che cos'è la sentinella? È una catena di preghiera delle nostre comunità che vuole fare la differenza in questa generazione, ok? Allora, ciascuno di noi a casa propria, quando ha il tempo libero, se può dedicare un po' di tempo alla preghiera per dei motivi specifici, dopo vi dico quali, allora tu basta che parli con me. Pastore, io ho libera un'ora alla settimana, va benissimo. Io posso tutti i giorni dalle 6 alle 7. C'è una sorella di Padova che ha detto, pastore, io voglio pregare dalle 3 alle 4 perché è l'ora delle tenebre, io mi alzo a quell'ora e prego a quell'ora. Gloria a Dio, ho detto, c'è qualcuno che per noi che sta combattendo quando noi dormiamo. Quindi, nella ora che tu sei libero, quando tu hai tempo a disposizione, combatti insieme a noi perché noi vogliamo cambiare il mondo insieme al Signore, ok? Se 12 hanno cambiato il mondo, noi che siamo molti di più possiamo a maggior ragione farlo. Ma, interessante, nel libro di Atti degli Apostoli, ascoltami bene perché è fondamentale questo che ti sto dicendo. Pietro, la prima giornata di predicazione, ha predicato 10 minuti e si sono convertite 4.000 persone. Ti ricordi? Atti degli Apostoli, capitolo 3. Però c'è una cosa, prima di predicare 10 minuti loro hanno pregato 10 giorni, ok? Pregando 10 giorni, la sua predicazione di 10 minuti ha cambiato tutto. Quindi, cari miei, pastore, io voglio partecipare a questa cosa, parla con me alla fine del culto, ci sono già 60 iscritti, che è una cosa fantastica, ossia qualche riunione di preghiera online c'erano 5, 6, 7 persone. Quando io ho visto il numero di persone che partecipavano alla sentinella ho detto gloria a Dio, una chiesa che vuole fare la differenza. Quindi tu puoi gestire il tuo tempo in preghiera, se tu vuoi, puoi insieme ai tuoi fratelli e faremo grandi cose. Per cosa si pregherà questo mese? Nei gruppi ho inviato, il motivo è per la santificazione della Chiesa, ok? Con delle domande specifiche proprio da fare al Signore. Queste sono le domande che ogni giorno noi porteremo a Dio e sono sicuro che succederà qualcosa. Ti dico tra parentesi, già sono successe delle cose importantissime. Sono già solo 2 giorni che preghiamo, ma sono uscite delle cose. Quando tu preghi per la santificazione, che cosa Dio fa? Porta alla luce quello che non funziona. È vero o no? Quello che c'è nelle tenebre. E ti posso assicurare, 3 o 4 cose sono già successe, ovviamente non te le posso dire nei dettagli, perché sono cose molto personali, molto delicate, ma Dio sta mettendo alla luce. Se tu vuoi partecipare a questi miracoli, tu devi pregare insieme a noi, ok? Penso che fosse l'ultimo, giusto? Quindi se hai deciso di partecipare alla preghiera, parla con me alla fine del culto, io sarò là in fondo e posso raccogliere il tuo nome, va bene? Qualcos'altro? Diaconi? Vi ricordate qualcos'altro? Tutto ok? No, dico, c'è qualcosa d'altro da dire? Posto, ok. È la prima volta nella mia storia di cristiano che dico tutti gli annunci come si deve, ok? Per me sono una lotta, preferisco predicare che fare gli annunci, è una roba terribile per me. Ok, ci alziamo, chiudiamo il nostro culto. Chiediamo a Dio di benedire la nostra settimana. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per questo tempo prezioso che abbiamo passato insieme. Signore, torniamo alle nostre case con le nostre sfide, le nostre difficoltà, le nostre fragilità, ma sappiamo che tu sarai con noi. Signore, facci sperimentare un culto quotidiano nella nostra vita pieno di gioia, di pace e di ringraziamento, di spirito, di gratitudine. Signore, adesso che torneremo alle nostre case e questa settimana viene incontro a noi vogliamo andare incontro alla nostra settimana con tutto quello che tu ci hai dato oggi. E ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.